Non è un'infiltrazione, non è cioè un problema che si può banalizzare. La mafia è radicata e chiede una tassa a tutti noi, nessuno escluso. Quello delle mafie è un problema nazionale, di più mondiale. La connessione poi tra mafia ed economia è talmente pesante e radicata da costringere a riflessioni, prese di posizione e soprattutto azioni che spezzino la catena. Ci prova da anni un'associazione importante come Avviso Pubblico. È un'associazione fatta da 400 enti locali, 60 dei quali in Veneto, che promuove la cultura della legalità e della trasparenza contro le mafie e la corruzione. Ai giornalisti che ci sono oggi, cosa dirà? Diremo che le mafie non sono semplicemente organizzazioni criminali che sparano e uccidono, ma sono anche delle imprese che usano sempre di più la corruzione per arrivare nel Veneto, riciclare denaro, investire e cercare di appropriarsi di pezzi del nostro sistema economico, per cui bisogna conoscerle bene. Alla luce della sua esperienza lei è fiducioso? Assolutamente sì. Un progetto questo di comunicazione delle mafie sposato con convinzione dalla Regione Veneto. Il concetto fondamentale è quello di diffondere una cultura della legalità a tutti i livelli per quanto riguarda i nostri amministratori e tutti i nostri cittadini, che renda difficile e che contrasti la possibilità di infiltrazione mafiosa e criminale. Noi pensiamo che questo sia l'elemento fondamentale per prevenire e per rendere il territorio Veneto, la Regione Veneto, un luogo mafia free. A Verona, di fronte a una platea di giornalisti per i quali l'evento organizzato era anche valido per la formazione, i dati di una ricerca che dà il polso della situazione. Noi abbiamo condotto questa ricerca perché ci sembrava che di fatto tutto ciò che già pensiamo di conoscere e sapere con riferimento all'infiltrazione economica delle organizzazioni criminali non è sufficiente a spiegare quello che c'è. Quindi abbiamo iniziato a lavorare ormai 3 anni fa e siamo partiti da dati oggettivi, sentenze e operazioni antimafia, e abbiamo poi individuato le aziende connesse con le organizzazioni criminali e quindi abbiamo studiato queste aziende. E il dato importante che emerge è che in effetti gli effetti economici che le aziende connesse alle organizzazioni criminali hanno sono particolarmente importanti. Per essere sintetici, riducono l'efficienza delle aziende, riducono gli investimenti in lavoro e nelle persone e riducono anzi incrementano quella che è l'evasione fiscale. Quindi di fatto insomma, quando l'azienda criminale viene eliminata perché la magistratura, la polizia arriva, queste aziende ritornano ad avere un aspetto, tornano a fare investimenti sulle persone, aumentano quella che è la performance e aumentano anche le imposte e le tasse che vengono pagate e versate. Quindi, voi avete analizzato che area e che tipo di aziende, diciamo in sintesi? Abbiamo analizzato tutto il centro-nord Italia, in 10 anni su tutto il centro-nord Italia abbiamo individuato 120 operazioni, che vuol dire una al mese, e poi necessariamente ci siamo focalizzati su SRL ed SPA, cioè aziende di cui abbiamo di fatto i bilanci e quindi possiamo ricostruire poi quella che è la dinamica e la performance economica. Importante infine la testimonianza di un magistrato in prima linea, Gianfranco Donadio, già sostituto procuratore nazionale antimafia. Bisogna riflettere sulle mafie e il rapporto delle mafie con il territorio, anche a prescindere dai risultati delle investigazioni e dei processi. Bisogna immaginare una conoscenza della mafia che vada al di là delle aule di giustizia, perché ritengo che la risposta giudiziaria non sia sufficiente. Il fronte è molto vasto, i processi a volte hanno una funzione simbolica, ma che cosa c'è dietro i processi, dietro quelle storie di persone, di società, di imprese? C'è molto altro purtroppo. Pochi minuti fa in quest'Aula è stato detto che le segnalazioni di operazioni sospette, che è il sistema dell'intermediazione finanziaria, e molto meno il sistema delle professioni ha prodotto nel Veneto, supera il numero di 10.000. Non ci sono 10.000 processi di mafia e al tempo stesso non sono 10.000 segnalazioni di operazioni sospette di mafia, però bisogna lavorare su questa grande cifra per capire che cosa c'è dietro. Ma si pensa, cioè, è così endemico il problema in Italia, perché si pensa sempre di essere arrivati al punto più basso della catena e poi ci si sorprende, purtroppo. Purtroppo non c'è un problema italiano, questo potrebbe essere il secolo delle mafie. Le mafie sono delle imprese, producono, scambiano, cedono beni e servizi criminali. Hanno imparato a produrre e a scambiare beni e servizi legali perché hanno un surplus e questo surplus lo investono in una logica di impresa.
E tutto qui sembra una definizione breve e semplice, purtroppo alla spalle di questa definizione vi è una problematica molto complessa e la reazione, come dicevo un attimo fa, non può essere solo affidata alla risposta giudiziaria, è la società che deve organizzarsi con delle linee guida.